Edifici pubblici a Favara. Alla dichiarazione di inagibilità dell'ingegner Franco Bellavia segue oggi la firma del sindaco Rosario Manganella sull'ordinanza di chiusura della scuola. Il provvedimento, dovuto a ragioni di pubblica sicurezza, in via del tutto precauzionale, impone all'amministrazione comunale l'obbligo di correre ai ripari, mediante il ripristino delle normali condizioni di praticabilità della struttura, entro l'inizio del nuovo anno scolastico. L'ordinanza del sindaco Manganella è stata firmata nella tarda mattinata di oggi al termine di una conferenza dei servizi a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Marily Chiapparo, il dirigente del nono dipartimento comunale sicurezza e manutenzioni ingegner Franco Bellavia, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale Alberto Avenia e responsabili dell'azienda sanitaria provinciale. Nel corso della conferenza è stato predisposto un piano di interventi a breve e medio termine per il ripristino integrale della struttura. Inizieremo, ci dice l'assessore al ramo Chiapparo, immediatamente con i lavori. Nei prossimi giorni, continua, una squadra di tecnici eseguirà delle verifiche strutturali nei 3 padiglioni dell'istituto. Utilizzeremo tutto il periodo estivo, conclude Chiapparo, affinché dal 1° settembre la scuola sia pronta al nuovo anno scolastico. Le prime verifiche tecniche consistono nel prelievo in determinati punti strategici, come ad esempio nei pilastri, di campioni di calcestruzzo che poi, esaminati in laboratori specializzati, dimostreranno lo stato di resistenza del materiale. Ricordiamo che nell'istituto di Via dei Mille non si sono ancora conclusi gli esami di terza media che si protrarranno fino al prossimo 29 giugno. Esami che si possono regolarmente svolgere nel padiglione C dell'edificio scolastico. Alla quest'ultima di recente ristrutturazione. Intanto, nel pomeriggio di oggi, il preside Carmelo Fiore ha convocato il consiglio d'istituto.